Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Avete letto bene, il titolo di oggi è La grotta. Attenzione, non parlo della caverna di Platone, che è un altro concetto, magari poi più avanti lo vedremo. Io parlo di un concetto, diciamo, astratto che possiamo appunto raccogliere nella parola grotta. Ehm, per la quale intendo appunto di radunarsi con persone che hanno uno stesso intento, che hanno la stessa volontà, voglia di studiare, di condividere un percorso e isolarsi appunto dal mondo esterno. Grotta appunto è un termine che viene usato proprio per indicare questo, questo percorso, questo atteggiamento, cioè questo raccogliersi e tenersi nascosti, diciamo così, agli occhi del mondo e studiare le scienze occulte. Dunque invito tutti quelli che amano l'idea di progredire nella conoscenza iniziatica, nelle scienze ermetiche, nell'alchimia, ma in qualsiasi argomento di natura occulta e in piccole grotte. Oggi si usa moltissimo fare gruppi sui social dove sicuramente c'è la possibilità per chi organizza il gruppo appunto di raccogliere tantissime persone, ma in realtà la cosa migliore è radunarsi e lavorare in pochi. Poi comunque nel tempo c'è sempre una naturale scrematura, molti poi si allontaneranno, chi per un motivo, chi per un altro, chi per fattori vibratori, chi per karma. A restare saranno comunque quei pochi con cui andremo a condividere appunto i nostri progressi, ma soprattutto le conoscenze esoteriche. In effetti, dal punto di vista esoterico, non si deve mai parlare delle proprie esperienze perché si svuotano e non ci si deve identificare con le esperienze. Noi non siamo quell'esperienza, noi l'abbiamo vissuta e in quanto vissuta diventa nostra, in quanto nostra deve essere taciuta, poiché ogni volta che noi abbiamo un'esperienza e sentiamo la necessità di condividerla con altri, è probabile che sia una spinta, un impulso dell'ego e non del nostro vero sé, poiché il nostro vero sé conosce il valore del silenzio, conosce il valore dell'interiorizzazione dell'esperienza, conosce il bisogno di non identificarsi con l'esperienza, ma di prenderla appunto come una tappa del percorso, mentre invece quando siamo spinti dagli impulsi egoici, allora abbiamo tanta necessità di far sapere chi siamo, cosa abbiamo vissuto, eccetera. È chiaro che è controproducente in questo senso condividere questo genere di esperienze. Non sto parlando chiaramente di esperienze che magari possono essere di aiuto per altri, ma comunque vi invito sempre a riflettere sul fatto inoppugnabile che appunto un qualcosa raccontato perde di importanza, perde anche quella bellezza che aveva per noi stessi. Noi pensiamo che magari condividendo la cosa è un concetto, per me viene difficile spiegarvelo, però sappiate che sempre, come per la pillola del silenzio, quando noi raccontiamo, quando noi parliamo, noi svuotiamo del loro valore, del loro significato le cose. Noi tra l'altro compiamo sempre, ma questo per la maggior parte di noi,
l'errore di identificarci con le nostre esperienze, perché noi ci identifichiamo fortemente con l'essere che siamo in questo momento. E invece dobbiamo imparare a identificarci con l'essere superiore che è in gestazione dentro di noi. Dunque è uno slittamento di prospettiva fondamentale, importantissimo, che noi dobbiamo applicare per poter veramente crescere. E nel momento in cui noi applichiamo questa nuova prospettiva dentro di noi, nel momento in cui noi ci apriamo, ecco che abbiamo un altro senso delle cose e riusciamo a capire che l'esperienza capitata a Hildegarda è un'esperienza temporanea che ha un valore per questa persona perché è arrivata in un determinato momento, con determinate circostanze e a insegnare una determinata cosa. Dunque non è un valore assoluto che noi possiamo trasferire su altri e in questo senso non possiamo essere maestri per altri, ma assolutamente compagni di viaggio. In ogni caso va taciuto non solo l'esperienza che abbiamo o che viviamo, perché non siamo noi, non ci definisce, non ci appartiene. È un'esperienza che vive il divino attraverso di noi e che noi viviamo per il tramite del divino. Dunque non appartiene a noi certamente, ma è qualcosa che ci insegna, che ci viene a dare la prova di regni più sottili, regni più ampi, di più ampio respiro, ma che assolutamente non è una prova che dobbiamo cercare, è la prova stessa a cercare noi. Cioè, quando noi chiediamo la prova per veramente poter credere in regni superiori, noi già ci escludiamo dalla possibilità di viverli, poiché bisogna prima credere, poi si sperimenta. Se non si crede, se non si ha quella fede, è chiaro che è su quella fede che bisogna lavorare, sulla mancanza di fede portarla dentro di sé, cioè la possibilità di aprirsi a determinati modi. E in questo modo come agiamo? Allora per il tramite della programmazione del subconscio, con la carica degli intenti dell'acqua e quant'altro. Cioè noi possiamo portare in noi qualsiasi caratteristica a noi carente. Se manchiamo di fede o di fiducia o di apertura, possiamo comunque portarla dentro di noi o aprirci a questa possibilità, fermo restando che sempre lassù il regista. Comunque tornando al discorso della grotta e dell'importanza del silenzio, è la stessa per l'importanza del tacere le proprie esperienze, perché nel momento in cui noi cominciamo un percorso dobbiamo tutelarlo, è come fosse una nuova, meravigliosa, piccolissima creatura, un germoglio favoloso che è ovviamente vulnerabile alle intemperie. Quali possono essere le intemperie? Intanto la non comprensione delle altre persone, la possibilità che non condividano gli stessi interessi e che magari tendano a sminuire la nostra sensibilità nei confronti di piani non materiali, non percepibili con i sensi fisici, ma soltanto con un'apertura che avviene nel momento in cui appunto li assaggiamo, cioè, e comunque appunto sono tempistiche stabilite dal divino per noi. Dunque non tutti assaggiamo questi regni, non tutti allo stesso momento e non tutti nelle stesse modalità. Dunque il silenzio è d'oro, questa è una regola importantissima, ma è d'oro anche il fatto di proteggere questa grotta nel momento in cui si entra a farne parte. Non si sta a dire chi c'è, chi non c'è, infatti è sempre auspicabile usare nomi di fantasia oppure darsi un nome, e poi sappiamo quanto è importante il nome è la ragione stessa per cui una cosa esiste, cioè una cosa finché non ha un nome è come se non esistesse, pur essendoci, ma ciò che le dà la ragione di essere, uno scopo, un senso, è la vibrazione che porta nel suo nome. Dunque anche darsi un nome può essere un motivo di vibrare in modo diverso e di darsi, come dire, un'altra occasione, un'occasione data proprio dal discernimento e dalla consapevolezza. Ecco perché molti,
all'inizio di un percorso iniziatico, alle prime iniziazioni, si danno un nome, perché il nome è il nuovo destino, il nuovo obiettivo che ci si dà. Tornando appunto al valore e all'importanza della grotta, sappiamo benissimo che il percorso spirituale è individuale, nessuno può camminare insieme, almeno finché non ha raggiunto il massimo grado di perfezionamento che può raggiungere nell'arco della sua esistenza, e nel momento in cui raggiunge questo grado di perfezionamento, abbiamo visto in altre pillole, in altre condivisioni, che poi si continua il percorso 2 con l'anima gemella. Ma tornando al percorso individuale, è necessario tutelarlo, poiché è un germoglio preziosissimo, è un qualcosa di vulnerabile appunto alle intemperie, e le intemperie possono essere il giudizio altrui, possono essere anche le nostre stesse resistenze, perché una parte di noi desidera fortemente crescere, una parte di noi desidera fortemente studiare, migliorarsi, ma il lato, diciamo, l'ego che frena questa crescita perché non prevede come andranno le cose, non è in grado di accettare qualcosa che sfugga al suo controllo, e dunque cercherà sempre di essere presente e controllare la situazione e l'evolversi, e contrasterà ogni modifica che possa in qualche modo fargli perdere terreno sul controllo dell'esistenza. Ed è lì la nostra bravura, la nostra capacità, quella di appunto addestrare l'ego in modo fermo, amorevole ma fermo. E dunque possiamo farlo sì individualmente, ed è importantissimo però non tanto per condividere i propri successi, perché non si fa, come ho detto, il silenzio è d'oro, ma perché, essendo un lavoro grandissimo e di grande sacrificio, sapere di condividere questi passaggi con altre persone ci dà quello stimolo di essere costanti, di poter camminare insieme, di non sentirci soli, perché è un percorso di estrema solitudine, veramente impegnativo, molto difficile, dove guardiamo in faccia chi siamo veramente, chi sono veramente le forze, quali sono le forze che agiscono in noi, i nostri mostri, cioè noi guarderemo proprio tutto di noi, e dunque sapere che qualcun altro sta guardando e affrontando, diciamo così, conoscendo i propri mostri, le proprie paure, le proprie cose, ci dà quella forza d'animo, ci fa essere più costanti. L'importanza insomma della grotta è anche quella di poter condividere punti diversi, punti di vista e comprensioni di uno stesso argomento. Per esempio, se si parla di un argomento comune per quel giorno e si arriva preparati, ognuno poi esprime il proprio intendimento sull'argomento, perciò oppone delle domande, e nell'insieme appunto si risponde, ed è così che si dissipano molti dubbi che magari da soli non siamo in grado di dissipare. E dunque i gruppi di studio sono tantissimi, sono molti gli insegnanti, e sono moltissimi anche le persone autodidatte che cercano appunto manforte o qualcun altro con cui ehm, crescere. E in fondo sono piccole fratellanze, piccole famiglie che si formano in questo senso. Noi abbiamo dei gruppi, ne apriamo regolarmente, cresciamo insieme e cresciamo sotto un profilo della tradizione iniziatica occidentale. A settembre quasi certamente ne apriremo un altro, perciò coloro che si ritenessero interessati possono lasciarlo scritto nei commenti, e non appena inizieranno gli arruolamenti, diciamo così, faremo sicuramente poi un video, e potrete appunto aderire se è nel vostro interesse studiare queste materie che io condivido nel gruppo, qui su YouTube, scusate. Vi ringrazio intanto per avermi ascoltato fino qui. Trovate anime affini a voi, studiate, ponetevi domande, aiutatevi nelle risposte, praticate nel silenzio e tacete
sul vostro percorso, fino a quando non sarà diventato una parte di voi, fino a quando non sarete voi stessi il percorso, così che nessuno ve lo possa contaminare o vi possa mettere in difficoltà o mettere alla prova la vostra determinazione, anche se comunque sarà la vita stessa che lo farà. Vi ringrazio e ci ritroviamo al prossimo video. Grazie di cuore, buon proseguimento dalla vostra Hildegarda.